Tre rapinatori con il volto coperto da passamontagna che si arrampicano su un parapetto per entrare in azione sfondando le finestre di un'abitazione. Una banda di professionisti senza scrupoli, quella che la famiglia del noto imprenditore edile triestino Vincenzo Settimo si è trovata a fronteggiare nella sua casa nel rione di San Luigi a Trieste la sera del 25 aprile, poco prima delle 11 di sera. Io ero giù in soggiorno che guardavo televisione, avevo il mio cane vicino e mia moglie e mia figlia erano al piano di sopra, così che parlavano sul letto del più del meno con le luci accese, e mia moglie ha sentito un rumore sulla porta finestra di una terrazza laterale. In prima battuta sembrava che fosse un uccello o qualcosa, perché siamo abbastanza in alto e quindi ogni tanto capita che qualche gabbiano batte sulle finestre, ma al secondo tentativo di effrazione ha sentito un forte crick sul vetro, ha tirato sulle tende elettroniche e ha visto tre persone dietro la vetrata incappucciate che si abbassavano per non farsi notare. A quel punto ha urlato, mi ha chiamato su, io sono salito, ho attivato il sistema di allarme uscendo su una terrazza gridando al ladro. Diciamo che nel rione tanta gente ha aperto le finestre e devo ringraziare tutti i vicini perché ci hanno supportato e sostenuto, e i ladri sono scappati via con un Audi in strada. Se le telecamere di sorveglianza domestiche hanno ripreso la scena della tentata intrusione, la videocamera del cellulare di un vicino ha ripreso invece la fuga della banda a bordo di un Audi blu station wagon con all'interno il quarto complice che attendeva in strada col motore acceso. Lei diceva un colpo organizzato a tavolino perché era molto complicato arrampicarsi su quei parapetti e arrivare alla terrazza, e poi diceva volevano paradossalmente trovarci in casa perché gli indicassimo dove erano le cose di valore. Probabilmente sì, perché la casa era tutta illuminata, noi eravamo dentro, io guardavo televisione, quando loro sono saliti sul muretto hanno sicuramente visto, perché io ho delle grandi vetrate quindi si vede la TV accesa, e hanno visto tutte le luci accese. Se fosse stato un ladro avrebbe visto le finestre e le luci accese con gente dentro, sarebbe andato via e ci avrebbe riprovato in un secondo momento. Invece questi sapevano che eravamo appena arrivati a casa e volevano entrare con noi dentro perché probabilmente pensavano che avessimo cassaforti o valori all'interno di casa, insomma volevano sicuramente fare un colpo con noi sotto minaccia. Questo è poco ma sicuro, perché al secondo tentativo di effrazione, quando mia moglie ha aperto le tende, non sono scappati, si sono abbassati, si sono nascosti. Quando poi lei ha urlato e mi ha chiamato, io sono salito urlando, ho aperto un'altra terrazza. A quel punto loro hanno preso la fuga, no? e sono scappati attraverso un muro, ma erano ben organizzati perché hanno guardato, se guardate anche nel video, hanno guardato dove c'erano i sensori degli allarmi, avevano in mano un telefonino che ho visto che nel video cercavano di capire se c'era l'allarme o no. Insomma, dei professionisti che hanno sicuramente mirato il colpo da tantissimo tempo. Inoltre il palo della luce all'interno della stradina, chissà perché da una decina di giorni non funziona più la luce, quindi ho la sensazione che abbiano loro di fatto rotto la lampada del palo della luce comunale. Una furibonda rissa tra giovani è andata in scena nella notte in via dell'Orologio, a 2 passi da Piazza dell'Unità, nella zona nobile che ospita l'ingresso al palazzo della Giunta regionale e l'hotel Duchi d'Aosta. A prendere parte al fatto di cronaca un numero ancora imprecisato di ragazzi tra i 10 e i 15, sta da quanto riferito in mattinata dalla questura. Tra questi italiani che stranieri che a quanto pare non si conoscevano e non avevano dei trascorsi o delle vicende pregresse in sospeso. Futili motivi dunque, come si dice in questi casi, ad innescare prima la lite verbale, poi le minacce e dunque le botte. Ad avere la peggio nel parapiglia sono stati 2 italiani, entrambi maggiorenni, che sono stati medicati al pronto soccorso di Catinara per una serie di botte e lesioni. Al momento la polizia tende ad escludere la presenza di coltelli, anche se ovviamente tutti gli altri coinvolti nella rissa non sono ancora stati identificati e sentiti, anzi i 2 soli che al momento hanno conferito con gli agenti sono stati proprio i 2 che sono stati oggetto di cure all'ospedale.
Di conseguenza non è escluso che altri, pur feriti, abbiano scelto di sparire per evitare conseguenze penali. Ancora una volta saranno decisive le immagini di sorveglianza, in questo caso sono parecchie, dislocate su più angoli di Via dell'Orologio, Mercato Vecchio e limitrofe, le telecamere che impegneranno nella visione dei filmati gli esperti della questura triestina in questa ultima domenica d'aprile. La grande stagione del running si apre in riva al mare, 2500 i partecipanti sul lungomare muggesano alla Muggia 10 km e alla ormai classicissima Muja Longa Family, con l'appuntamento aggiuntivo del lunedì alle 10 con la mini Muja, dedicata a oltre 700 fra bambine e bambini. Nella gara organizzata dalla Trieste Atletica insieme a Comune e Regione, valevole come prova del Trofeo Trieste, è stato da subito grande battaglia con gli interpreti d'eccezione che si sono sfidati sul percorso. Sul fronte maschile, per la seconda volta dopo il dominio nel 2021, l'ex primatista italiano di maratona e mezza maratona Eyob Faniel, Fiamme Oro, ha trionfato sui 10 km con il tempo di 29 minuti e 5 secondi. Presente alle maratone olimpiche di Tokyo e Parigi, a partire dal sesto chilometro ha alzato decisamente il ritmo, sbarazzandosi della compagnia del keniano Stephen Mwangi e lanciandosi all'inseguimento del fuggitivo Luis Intunzinzi. Poi, dopo aver sfiancato l'avversario, ha messo a segno l'allungo decisivo agli 800 metri. La top 5 è stata invece completata da Daniele Donofrio e Abdullah Bamussa. Al femminile invece non c'è stata storia, con la keniana dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno, Abigail Chelengat, che si è dimostrata di una spanna superiore alla concorrenza. Ha salutato le avversarie pochi metri dopo lo start, involandosi in un assolo concluso dopo 33 minuti e 29 secondi. La seconda piazza invece è stata appannaggio della 18enne slovena Klara Mochnik, brava a sfoderare una prestazione solida, gestendo da veterana lo sforzo e soprattutto il vento contrario che ha imperversato nella fase di ritorno. Sul terzo gradino del podio invece è salita Francesca Vassallo, che ha prevalso sulla gemella Barbara. Dietro poi lo spettacolo di appassionati, famiglie, bambini, pattinatori, gente a passeggio con il cane, insomma il consueto colorato serpentone di chi vuol passare assieme una domenica di sport e divertimento. Ho incominciato a novembre dell'anno scorso, ci sono voluti 3-4 mesi, prevalentemente perché sono partito da un progetto con Lego, diciamo, che avevo già in casa, dopodiché man mano che si evolveva il tutto dovevo ordinare anche i pezzi sfusi alla Lego e i tempi di attesa sono molto lunghi. Circa 4 mesi di lavoro e tanta passione, così il triestino Giorgio Valenta è riuscito a realizzare la copia del castello di Miramare con i mattoncini Lego. Siamo dai 1200 ai 1500 pezzi e non li ho contati perché la costruzione veniva fatta partendo da una planimetria del castello di Miramare. Ho provato a fare un primo modellino e poi ho stampato le foto del castello e misuravo tutto in proporzione. Non poche le difficoltà affrontate nel portare a termine il modellino. Non è semplice perché la struttura del castello di Miramare effettivamente non è una struttura né quadrata né rotonda, ma le sue linee sono molto difficili e chiaramente bisogna adattare i pezzi prodotti dalla Lego alla struttura e alla planimetria soprattutto del castello. Il castello vuole essere solo il primo passo di una realizzazione più ampia. Chiaramente oltre al castello mi piacerebbe fare anche tutto il piazzale antistante l'entrata con la fontana e con il pergolato che sta tutto intorno e poi la parte più difficile sicuramente di alzare proprio il castello, fare la scogliera a mare, fare le scalinate che portano al porticciolo con anche il mole con la sfinge. Anche qui abbiamo riempito queste nostre giornate dell'ottava
con tutti questi simboli di morte, di sepoltura, di riti funebri, nella speranza della risurrezione. E questo per noi deve essere un'esperienza di fede, perché è Dio che guida la sua Chiesa, Dio che sceglie i pastori secondo il suo cuore per guidare il suo popolo. E così come Papa Francesco e prima Papa Benedetto, Giovanni Paolo II, Paolo VI, tanti altri papi prima, ci donerà un nuovo pastore. Mi ha fatto molto pensare in questi giorni che abbiamo visto tante interviste, gente che per strada parlava e diceva cosa sentiva di fronte a quello che si viveva con la morte di Papa Francesco. A una signora hanno chiesto che cosa si aspettava del nuovo Papa e lei disse molto semplicemente: noi ci hanno insegnato che il Papa, come il vescovo, il sacerdote, ogni cristiano, ma lei diceva il Papa, deve orientarci verso il cielo, verso la vita eterna, verso ciò che è di Dio. Però, dice, a me aiuta molto pensare che un Papa sappia farmi riconoscere la presenza di Dio nel mondo attraverso i gesti, attraverso azioni concrete. Mi ha fatto molto riflettere questa esperienza, perché in definitiva è ciò che noi intendiamo per testimonianza pasquale, per testimonianza cristiana. Avere il cuore orientato verso Dio, verso le cose di Dio, ma facendo in modo che attraverso il nostro impegno quotidiano noi riusciamo a far presente Dio in mezzo a noi, far conoscere Dio così come noi lo conosciamo, come va toccando la nostra vita. Chiediamo quindi al Signore che ci dia questa grazia di poter essere testimoni autentici, credibili, che sanno tenere lo sguardo fisso su di Lui. Due zaini sospetti abbandonati in via Mazzini sul marciapiedi hanno destato un allarme bomba. La via Mazzini è rimasta chiusa per circa mezz'ora per consentire agli artificieri di verificare che all'interno di questi zaini non ci fosse nulla. L'intervento della polizia con gli artificieri è stato pressoché immediato dopo che un passante aveva dato l'allarme al 112 per due zaini abbandonati davanti alle vetrine di un negozio di via Mazzini. La strada riservata ai mezzi pubblici è stata subito chiusa al traffico tra via Imbriani e via San Lazzaro intorno alle 10:30 del mattino, provocando disagi al traffico. Una fila di autobus si è formata in piazza Goldoni, dove è intervenuta anche la polizia locale. Numerosi passanti allarmati dall'operazione concitata, che a qualcuno ha ricordato la scena di un film. Dopo circa mezz'ora i due proprietari degli zaini hanno svelato il retroscena. Impegnati in una consegna, hanno subito un furto all'interno del loro furgone. Sì, noi nostri due colleghi questa mattina eravamo qui con il furgone per scaricare qui alla casa di riposo e nel giro di un minuto avevamo lasciato chiuso col finestrino aperto, non so come, sul sedile, e ci hanno portato via i due zaini. Abbiamo rifatto un giro, poi abbiamo visto qui ovviamente le transenne, tutti i nastri bianchi e rossi. Abbiamo detto è successo qualcosa. Abbiamo visto allarme per due zaini sospetti e abbiamo ipotizzato, abbiamo chiamato la questura e in effetti erano i nostri zaini. O qualcuno probabilmente ha visto che si sono intrufolati dentro e li ha rincorsi e questi probabilmente uno o due, non so, saranno scappati, corsi e hanno lasciato lì il tutto. Erano i vostri zaini di lavoro, insomma? Sì, i nostri zaini di lavoro con il mio anche con documenti e tutto rientrato. C'è tutto? C'è tutto. Allarme sicurezza no, sicuramente degli episodi che ci inducono a prestare ancora più attenzione sul tema della sicurezza nelle nostre città. La maxi rissa in via dell'Orologio tra almeno 15 giovani sia italiani che stranieri, l'aggressione di 30 adolescenti a 2 tredicenni e poi la tentata rapina a casa dell'imprenditore Vincenzo VII. La cronaca incalza le istituzioni che pensano a misure per contrastare questi episodi. Terminata l'esperienza delle zone rosse che l'assessore Roberti ritiene archiviata, la
Regione pensa ad altri strumenti. Penso al tema della vigilanza privata per gli esercizi pubblici e nei prossimi giorni in prefettura ne discuteremo per fare in modo che magari ci sia anche qualche vincolo, nel senso che una delle proposte che pensavo di fare era proprio quella di vincolare all'obbligo di prendersi questi addetti alla vigilanza, visto che i soldi sono messi a disposizione da parte della Regione, in particolare per quegli esercizi pubblici dove si sono verificati fatti di questo tipo, che non hanno alcuna responsabilità certamente, ma se fossero dotati di un servizio di vigilanza privata probabilmente quegli episodi non sarebbero accaduti, perché ci sarebbe stata una divisa autorizzata e qualificata a vigilare sul territorio. Ricordando che gli interventi competono alla Prefettura, anche il Comune sta ragionando sull'eventuale reintroduzione delle ordinanze su orari dei locali e vendita di alcolici. Quello che noi possiamo fare e che stiamo già facendo è di valutare eventualmente un ripristino delle ordinanze sindacali, quelle che vengono promulgate dal sindaco. Stiamo facendo delle riflessioni, stiamo valutando eventualmente le zone più a rischio, stiamo vedendo anche che altri strumenti l'amministrazione comunale potrebbe mettere in campo. Per la rissa di Via dell'Orologio, intanto, per risalire ai responsabili, la polizia sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, ma anche i video girati con il telefonino da alcuni testimoni e già consegnate alla questura. Negli scontri sono rimasti feriti 2 giovani italiani che sono stati medicati al pronto soccorso di Cattinara. Un milione di capi d'abbigliamento di ogni tipo, fra pantaloni, pigiami, scarpe, borse, magliette e molto altro, merce che riportava celeberrimi loghi come Chanel, Adidas, Gucci, Dior, Vuitton, Calvin Klein, Versace, Prada e Hugo Boss. Tutta merce contraffatta e perfettamente riprodotta che alla vendita, complessivamente, avrebbe fruttato più di 100 milioni di euro. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Trieste che ha assestato un duro colpo all'affare milionario, una brillante operazione dei militari che insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato il grosso carico. Ben 5 container sbarcati alla piattaforma logistica del porto di Trieste a bordo di un traghetto Rorò arrivato dal porto di Ambarli ad Istanbul. La merce contraffatta destinata al mercato dei Paesi Bassi è stata considerata di pregevole fattura anche dagli esperti incaricati dai proprietari dei marchi, che hanno constatato come gli articoli fossero fedelmente riprodotti e perfettamente idonei a trarre in inganno qualsiasi consumatore. Le indagini tuttora in corso hanno registrato una convergenza investigativa con l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode. Gli stessi mittente e destinatario degli articoli sequestrati stavano già predisponendo altre spedizioni di articoli tessili. L'attività di indagine ha permesso alle autorità belghe di individuare un altro carico di prodotti contraffatti, operazione che ha consentito l'arresto di 5 persone di differenti nazionalità. Io sono disponibile a fare di nuovo alcune restrizioni. Non è da escludere il ritorno delle zone rosse a Trieste. Certamente è più che probabile che venga presa in considerazione una nuova ordinanza sindacale anti-alcol e degrado. Il perché è da ricercare nei nuovi episodi di violenza che hanno caratterizzato un'ampia area della città. Dalla rissa fra giovani nella notte fra sabato e domenica in Via dell'Orologio, 2 feriti cittadini italiani, a quella scoppiata in piazza Perugino alle prime ore della domenica di Pasqua, costata un viaggio all'ospedale a 4 romeni. Per entrambi gli episodi, nei quali il protagonista è l'abuso di alcol, indaga la questura. Verso possibili nuove restrizioni, dunque, temi che potrebbero essere in agenda della prossima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel Palazzo della Prefettura, come confermato dal sindaco di Piazza. Adesso chiamerò il prefetto, faremo il comitato e decideremo. Poi il sindaco si è soffermato su un'altra questione, quella del rifacimento della pavimentazione di Piazza dell'Unità d'Italia, un'opera considerata urgente per la quale l'amministrazione comunale si sta già muovendo. Se andate a vedere dietro a Sant'Antonio che stiamo facendo con le pietre, poi abbiamo fatto Piazza Verdi, Piazza della Borsa, Casa del Risparmio, Museo Revoltella, vedete tutte le pietre perfette. Qui si sono sfaldate, mi ricordo che Dario Macor, che era proprietario, che oggi viene la moglie qua di Renice Cave, quello di Muggia e Santa Barbara,
perché quelle pietre non si sfaldano. Allora oggi viene per vedere se c'è la disponibilità, perché bisogna rifare questa piazza che ormai si è sfaldata completamente tutta. Quindi anche lei sta cercando di capire quando si può effettivamente intervenire per questo progetto? Se hanno le pietre a disposizione, nel senso che servono molte pietre e naturalmente altrimenti facciamo un pezzo alla volta, ripeto, come abbiamo fatto a Piazza Sant'Antonio adesso e le 2 vie laterali. Vediamo di fare. L'importante è farla, perché andate a dare un'occhiata che è completamente sfaldata, proprio le pietre si sono sfaldate. Siamo passati da 700.000 passeggeri del 2022, 15 destinazioni nel 2022, a 27 destinazioni in quest'estate, 25 nel 2024, 1,3 milioni nel 2024, quindi sostanzialmente è raddoppiato il traffico. Traffico di passeggeri da record, bilancio in crescita e nuovi investimenti in vista al Trieste Airport. L'Assemblea dei soci d'Aeroporto Friuli Venezia Giulia ha approvato il bilancio d'esercizio 2024, chiuso con un utile netto di 4,77 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 3,2 milioni dell'anno precedente, e ha rinnovato il Consiglio d'amministrazione per il triennio 25-27, confermando tutti i membri uscenti. Nel 2024 i passeggeri sono stati oltre 1.300.000, il 41,5% in più del 2023, e anche il primo trimestre di quest'anno registra una forte crescita. È un aeroporto che ha cambiato profilo e che nei prossimi 3 anni avrà la sfida più importante, non solo dico per consolidare, ma per continuare questa crescita. È chiaro che alcuni mercati, parlavo prima dell'est, ma ci sono anche mercati come la Spagna. Noi oggi abbiamo 3 destinazioni, credo che l'anno prossimo ne aggiungeremo sicuramente un'altra, vedremo quale. Sicuramente ci manca Madrid. Cercheremo di centrare questi obiettivi ambiziosi che sostanzialmente si estrinsecano con una crescita del traffico a doppia cifra per i prossimi anni e quindi naturalmente collegati a una estensione del network di collegamenti che questo scalo offre. La sinergia che l'amministrazione regionale può offrire in più e continuerà ad offrire è quella degli investimenti per favorire i traffici su gomma e su rotaia, ma non solo, anche per rendere il più attrattivo possibile lo scalo con il nostro punto la nostra sede di Promoturismo FVG. Conto alla rovescia per l'edizione 2025 della Trieste Spring Run, in programma dal 30 aprile al 4 maggio. Organizzata dall'APD Miramar con la collaborazione di Trieste Atletica APS, la coorganizzazione del Comune e il sostegno della Regione, la Trieste Spring Run, 10.000 iscritti lo scorso anno complessivi, ancora una volta si propone come una kermesse sportiva in grado di coinvolgere l'intero territorio. Io ricordo sempre il bello di vedere anche nella parte competitiva, dove in teoria ci sono gli agonisti che quando arrivano da fuori territorio, da fuori città, da fuori regione e passano il cavalcavia di Sistiana, arrivano in costiera, la prima cosa che fanno è fermarsi e fare una foto del nostro bellissimo golf. Ha una vetrina meravigliosa città di Trieste, una coorganizzazione con il comune di Trieste che è lieto di abbracciare questo evento sportivo, che non solo è un evento competitivo ma un evento aperto anche alle famiglie, ai bambini, con un'attenzione sempre alla solidarietà e alla beneficenza. Fra gli sponsor generali Despa, Racega Sapienza e Amga, la Fondazione CR Trieste, charity partner il Burlo Garofalo, presente durante l'intera manifestazione con attività informative e raccolta di fondi per sostenere progetti dedicati ai bambini. Anche quest'anno poi le persone più fragili potranno partecipare gratuitamente. La Trieste Spring Young del 30 aprile apre il Sipario, un evento dedicato agli alunni delle scuole primarie, arricchito quest'anno dalla presenza in piazza di uno dei dinosauri dell'azienda Zoic, detto di un seminario dedicato all'atletica e di una serie di concerti nelle piazze del centro città. La giornata di domenica 4 maggio resta il momento più atteso. Alle 9:30 parte la Trieste 21K, mezza maratona competitiva da Duino in piazza Unità. In contemporanea la Bavisela
Family Run, 7 km non competitiva da Miramare. Vengono dalle parti di tutto il mondo, si può dire, no? Dalla Slovenia, dalla Croazia, dal Portogallo, dalla Spagna, quindi la gente, diciamo così, almeno nella comunità europea, ma abbiamo anche avuto dei giapponesi che vengono, è una cosa assurda, ma però è reale, sono interessati e vengono a partecipare a queste iniziative importanti della città, ma anche per gli altri.